sfida all'ultima ricetta. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Radio Chef. Insieme a me in studio c'è anche Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno Barbara, ben ritrovati a tutti. Un fine settembre, un inizio autunno veramente ricco di novità e di eventi in Friuli Venezia Giulia. E quindi ci prepariamo. Sì, vero? Settembre è sempre un mese molto affollato, diciamo, e molto goloso anche, possiamo dire così. E abbiamo tanti appuntamenti di cui parlarvi. Io direi di partire proprio dalla cipolla, che ci fa piangere ma che ci piace tanto e oltretutto ci va anche molto bene per la salute. In particolare c'è una cipolla veramente speciale che è quella di Cavasso e voi avete l'occasione proprio di conoscerla, la cipolla rossa, che sarà protagonista dal 22 al 24 settembre. Celebrerà il suo prodotto tipico per eccellenza con un weekend tra i cipollari. Ma vi dirò di Già più. dal titolo è bello. Sì, anche perché questa cipolla ha tutta una storia, la raccolta, ed è molto buona. Noi l'abbiamo provata in tante ricette, vero Maria? Anche i nostri ascoltatori si sono sbizzarriti. Sì, perché è un prodotto del Friuli Venezia Giulia e quindi piace provare questo gusto che fa parte un pochino di noi, e quindi il bello di metterci le mani proprio sui prodotti del nostro territorio. Ma chi ci mette veramente il cuore nel creare questi appuntamenti sono sicuramente anche l'Associazione Produttori di Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo, e noi abbiamo il consigliere del direttivo dell'associazione, Marica Di Michiel, in collegamento con noi. Buongiorno Marica. Buongiorno. È un piacere averti qui con noi perché sarà un fine settimana veramente molto molto interessante. Si parte già questo 22 settembre con una mostra. Ci vuoi raccontare di più? Sì, allora, questo evento è nato dalla voglia di far conoscere alle persone il lavoro che è stato fatto durante l'anno del Covid, in cui il fotografo Francesco Zanetta ha realizzato delle foto per noi, e visto il lavoro che è stato fatto e la bellezza delle foto, abbiamo deciso di creare questa mostra per mostrare a tutti il lavoro che c'è dietro alla cipolla. Beh, questo è già un bel appuntamento di entrata. Esatto. L'evento appunto partirà domani alle 6, in cui ci sarà l'inaugurazione della mostra, in cui oltre a vedere le foto ci sarà anche un percorso di degustazione fatto dall'associazione Cuochi di Pordenone insieme allo IAL. Bello, e poi si prosegue anche per un fine settimana veramente ricchissimo. In particolare anche sabato ci sarà la possibilità per tutti di entrare alla mostra, e domenica giornata di grande festa per celebrare la cipolla rossa di Cavasso. Esatto, domenica abbiamo deciso di realizzare un mercato enogastronomico e di artigianato tipico esclusivamente di prodotti del Friuli, in cui anche qui ci sarà l'associazione Cuochi con uno stand dove farà il pranzo. Poi ci sarà una passeggiata organizzata da Lisa Gagnis in collaborazione con Rinatura. Poi avremo un laboratorio di intreccio e un laboratorio dell'acquarello per i bambini. Bello, anche perché il laboratorio di intreccio l'abbiamo visto anche nella nostra diretta video. Intrecciare queste cipolle è veramente un percorso che ci riporta un po' indietro nel tempo, ma allo stesso tempo ci fa sentire parte del nostro territorio, perché è un processo con cui ci vuole la mano giusta, vero Marica? Ci vuole la sapienza nelle mani. Esatto. Poi il bello anche... Sì, dimmi? Non tutti sono in grado di fare. Bisogna imparare e guardare anche quello che succede proprio dalle mani degli esperti. Sono veramente tantissimi gli appuntamenti proprio per questa domenica 24 settembre, ma poi potrete visitare la mostra, potrete degustare anche le specialità a base di cipolla rossa, ed è proprio qui che ti volevo, Marica. Ci dai una ricettina, un qualcosa con cui gustare al meglio questa cipolla? A te come piace, ad esempio? Ma oddio, la nostra cipolla la si può mangiare sia cruda che cotta. Quindi la puoi mettere nel panino, la puoi usare per fare la zuppa, i formaggi. Per esempio noi abbiamo delle composte, qui si possono mettere sopra i formaggi. Quindi si può mangiare in diverse tipologie di modi. Bello, bello. Poi mi raccomando, degustatela sempre con un buon bicchiere di vino del territorio e godetevi anche la storia di questa cipolla proprio andandola a degustare. Quindi noi vi diamo appuntamento a Cavasso Nuovo per il weekend tra cipollari da questo 22 fino al 24 settembre. Non perdete questa occasione di conoscere al meglio le specialità del Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio Marica Di Michiel per essere stata con noi e ringrazio anche l'Associazione Produttori Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo e i nostri amici di Promoturismo FVG che accompagnano questo importante appuntamento. Trovate tutte le informazioni di
direttamente anche sul sito della Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo e dell'associazione. Marica, è stato un piacere averti con noi, buona giornata e buona festa a tutti. Grazie a voi, buona giornata. Approfittate allora di questo fine settimana tra la cipolla di Cavasso e i cipollari, perché ecco, la cipolla sappiamo un ortaggio che fa molto molto bene anche alla nostra salute e possiamo inserirlo anche in tantissime ricette, ma sì. questa cipolla si può mangiare benissimo così. A me piaceva l'idea dell'aperitivino con i formaggi, i salumi, insomma con la composta di cipolla rossa. Direi anche in che quella versione è ottima. Sì. Ma c'è qualcos'altro che fa molto bene ed è noto per questo. Parlo della mela, protagonista a Pantianicco di 2 fine settimana con la 52esima mostra regionale della mela dal 22 settembre al 1 ottobre, e ritorna questa sagra con tantissimi eventi e iniziative, dal concorso Miss Mela e Mister Melo di cui vi ho parlato anche ieri, la marcia mela a spasso, le serate danzanti con le orchestre, intrattenimento per bambini e tantissime novità che vi raccontiamo anche in questo contributo. Vi aspettiamo tutti alla 52esima mostra regionale della mela di Pantianicco. Partiremo con venerdì 22 settembre con tanti eventi, tante cose per tutti i gusti, tanta musica, orchestre, serate DJ, concorsi. Avremo il concorso per la miglior cassetta per tipo varietale, il 33esimo concorso mieli città di Pantianicco, il 18esimo concorso internazionale di succo, sidro e aceto di mele e tanto altro, il mitico concorso dei dolci a base di mele e miele, convegni tecnici, serate culturali, senza dimenticare poi tutta la parte enogastronomica con le prelibatezze della nostra cucina, i nostri fantastici dolci e la inimitabile pommella di Pantianicco, la nostra frittella di mele. Oltre a questo ci saranno eventi dedicati allo sport, il raduno di auto d'epoca, la gara ciclistica amatoriale e la famosissima e immancabile marcia tra i meli rinominata Mela a Spasso, un percorso di 5 o 10 km con 2 punti di ristoro e una gustosissima pasta asciutta poi all'arrivo per completare in bellezza. Vi aspettiamo, non mancate, 52esima mostra regionale della mela dal 22 di settembre al 1 di ottobre. Ciao! ARPA da sempre collabora con la mostra di Pantianicco perché agricoltura e ambiente devono continuamente confrontarsi. Spesso diamo l'indicazione se ci sono delle gelate con le nostre applicazioni di SMS. E la cosa più importante, diamo delle indicazioni per sapere quando è il momento più giusto per irrigare i campi. La ricorrenza immancabile è diventato comunque negli anni anche un punto in cui ci si confronta, si valutano quelle che sono le condizioni dell'annata che si è appena conclusa, ma anche quelle che sono le innovazioni, le prospettive, la ricerca e quelle che possono essere gli strumenti per affrontare le condizioni che sempre più sono mutevoli, da quelle climatiche a quelle di mercato a quelle di una capacità di riuscire ad adattarsi a un sistema che è molto rapido. La manifestazione organizzata dalla Prolocco di Pantianicco significa che l'estate è alle nostre spalle e che adesso parte tutta una serie di manifestazioni per tutto l'intero autunno. Pantianicco ormai è una certezza sulla qualità dell'organizzazione perché hanno saputo coinvolgere i produttori, le istituzioni locali e regionali pubbliche e private e il mondo del volontariato, quindi una grande manifestazione che sarà senz'altro un successo anche quest'anno. Benissimo, era Walter Pezzarini che abbiamo sentito per ultimo, il presidente dell'UMPLI regionale, poi ha parlato l'assessore Stefano Zagner, l'assessore regionale Anna Lutman di ARPA FVG e ha aperto Greta Cisilino, presidente della Prolocco Pantianicco, che vi aspetta allora per la festa della mela di Pantianicco. Vediamo invece la nostra ricetta quotidiana proposta dai nostri ascoltatori. Oggi cosa prepariamo, Maria? Beh, mi sono ispirata ovviamente alle mele della Prolocco di Pantianicco e prepariamo insieme a Loris Lucchesini di Moimacco le sue frittelle di mele, così intanto le proviamo, poi le possiamo andare a degustare, che magari anche fatte dagli altri vanno anche bene, così non sporchiamo nulla in cucina. Ma intanto, se volete mettervi alla prova, questa è la ricetta che fa per voi. Vi serviranno 3-4 mele saporite, ad esempio quelle di Pantianicco sono ottime, dello zucchero, rum, succo di limone e per la pastella 125 grammi di farina setacciata, un bicchiere di vino bianco, 2 cucchiai di burro fuso, un pizzico di sale, un po' di grappa a piacere, 2 uova e poi olio per friggere, cannella
cannella in polvere. Andrete a preparare la vostra pastella con la farina, il vino, unite il burro, sale, la grappa e rossi d'uovo. Lasciate riposare per circa un'oretta in un luogo fresco. Sbucciate le vostre mele, andrete a togliere i torsoli, le tagliate a fettine larghe circa larghe, insomma, la grandezza della mela. Se sono più piccoline le andrete a cuocere di meno, se sono un po' più grandi dovrete cuocerle di più. A questo punto cospargete di zucchero, rum, limone, lasciate riposare per un'altra oretta sotto un canovaccio, asciugate poi le vostre mele, le montate a neve i bianchi d'uovo, le incorporate con cautela direttamente nella pastella, facendo attenzione da amalgamare dal basso verso l'alto. A questo punto andate a inserire le fettine di mele singolarmente nella pastella e le friggete in abbondante olio bello bollente. Servite cosparse di zucchero a velo che vanno benissimo e sono perfette per essere gustate, anche belle calde così direttamente al momento, quasi da scottarsi le dita, ma è quello il momento migliore per gustarle secondo me. Benissimo, ottime, io adoro le frittelle di mele, sì. Sono una delle cose che proprio amo di più mangiare in questo periodo dell'anno. Quando finisce l'estate abbiamo bisogno un po' di coccole, poi il sapore della mela è sempre eccezionale. Ma settembre è un mese ricco anche per andare un po' oltre confine nella vicina Carinzia, Maria. Sì, siamo pronti infatti ad immergerci in questa nuova avventura oltre confine nella bellissima regione Carinzia, per gustare anche tantissimi prodotti proprio che vengono offerti, le specialità della bellissima Austria, e noi lo facciamo come sempre con gli amici di Regional Medienkärnten, l'agenzia editoriale che pubblica tra le tante riviste anche Mein Sonntag, magazine di viaggi ed enogastronomia, e siamo pronti per il nostro appuntamento anche insieme a Nicole Lazzari. Lei si occupa del mercato italiano, sloveno e croato, e ci avviciniamo anche a questo inizio autunno. E cosa ci propone la Carinzia a tal proposito? Diamo il benvenuto anche a Nicole, ben ritrovata e buongiorno. Ciao a tutti cari ascoltatori e ciao Maria. Esatto, anche se le temperature sono ancora abbastanza calde, questo sabato segna l'inizio ufficiale dell'autunno e inizia il momento in cui si prende tutto un po' più con calma, un po' più in calma diciamo, e gli slow trail della Carinzia si adattano perfettamente. Ad oggi sono 20 i sentieri slow da scoprire, tutti con un carattere particolare, ma con una cosa in comune: sono comodi sentieri per escursionisti dilettanti con una lunghezza massima di 10 km, un dislivello di 300 metri e si trovano sempre nei pressi di un lago. Tutti offrono fantastiche piattaforme o torri panoramiche, comode panchine su cui rilassarsi e sono segnalati allo stesso modo. Ulteriori informazioni si trovano anche sul sito italiano carinzia.at sulla sezione Slow Trail. Dei bellissimi percorsi perfetti anche per questo momento, come dici, di passaggio verso la nuova stagione e adatti anche a tutta la famiglia. Ma rimanendo anche in questo mese di settembre, so che sono tanti gli eventi da scoprire. Esatto, anche nella regione di Bad Kleinkirchen-Milstettese si parla di slow, ma qui si parla di slow food, che è al centro di questi 3 festival culinari. Sabato 23 settembre ci sarà Milstetter Wein und Mostfest, quindi la festa del vino e del mosto, con specialità slow food, musica, visita ai vigneti, programma per bambini e molto altro ancora. Wow. Domenica 24 settembre, Kulinarischer Herbstreigen sul lago Malschacher See a Feldkirchen. Oltre ai prodotti regionali da degustare nei locali e negli stand attorno al lago, vi aspettano un colorato programma per famiglie, musica dal vivo e artigianato. E giovedì 26 ottobre lo Slow Food Schmalzler Fest a Bad Kleinkirchen. Si terrà nel parco termale di Bad Kleinkirchen. La comunità Slow Food locale si incontrerà e presenta le specialità regionali. Non perdete i nostri suggerimenti per ulteriori eventi, escursioni e notizie in Carinzia e nella regione dell'Alpe Adria sul nostro sito web www.main-zontag.at, e mi raccomando, Zontag sempre con 2 N. Grazie a tutti e di nuovo buona giornata. Grazie a Nicole Lazzari per essere stata con noi anche in questo giovedì. È sempre un piacere fare un salto oltre confine, e in più secondo me l'autunno è il momento migliore per gustare la natura, perché ci sono tutti dei bei colori, ci sono dei begli ingredienti da portare in tavola, quindi fate un salto sempre nei vostri luoghi del cuore, andatene a scoprire sempre di più, e sul sito anche Mein Sonntag, oltre che sulle pagine social, potete sbirciare anche qualcosina e scegliere i percorsi più adatti anche a tutte le vostre esigenze di gusto, di compagnia, di famiglia e non solo. Scoprite di più direttamente sul sito. Tu Barbara sei pronta per avventure autunnali? Assolutamente prontissima per scoprire e scorgere. Ma sei pronta per la l'autunno? bellezza dell'autunno. Ma sì, l'autunno sì. Forse l'inverno no. Ma è vero.
L'autunno È vero, ha vero. le sue parti piacevoli, perché dopo l'estate calda è sempre magari di corsa, hai voglia anche di goderti qualche momento in casa calduccio, guardare le foglie che cambiano colore, fare qualche passeggiata al fresco. Però è un autunno tiepido, grazie. Sì, grazie. Lasciamo il freddo all'inverno. Devo dire che la cosa che mi ha messo un po' così di ansia è stato ieri mentre tornavo a casa alle 7, alle 19 qualcosa era sì. già quasi buio. Quello sì. Quello devo dire che mi ha messo un po' di tristezza, però va così, amici. È Va così, così. infatti, hai ragione Maria, è la stagione e poi insomma ogni stagione ha i suoi lati positivi, dai, vediamola E così. sai quali sono, ad esempio? Quello che si può cucinare di più. Si può cucinare di più, ma si può E andare anche mangiare di a più. mangiare negli eventi ancora in Friuli Venezia Giulia, come in questi prossimi giorni, perché oggi inaugura Esatto. anche questa nuova edizione di Gusti di Frontiera e noi siamo carichi. È vero, a partire da oggi e poi per i prossimi, fino al fine settimana compreso, domenica, si sì. può assaggiare come sempre i sapori e i profumi un po' di tutta Europa e di tutto il mondo. E... Anche perché sono oltre 340 gli stand che vi proporranno le loro specialità, ci sono oltre 30 paesi dei 5 continenti distribuiti in 14 borghi tra strade e piazze, così vi do anche qualche piccola curiosità. Oggi ci sarà ovviamente l'inaugurazione nel Parco del Gusto, che ospiterà un ricco cartellone anche di show cooking a cura di Slow Food Gorizia, che sarà presente con numerosi anche presidi del territorio, e numerose saranno anche i luoghi di gusto, ovvio, e anche i luoghi di cultura, quindi non perdetevi anche questa nuova edizione. Ci siamo anche noi di Radio.0 con il nostro spazio proprio davanti ai giardini, vi accompagneremo, veniteci a lasciare anche le vostre ricette di Radio Chef e ovviamente a ritirare i vostri gadget targati Radio.0 e Radio Chef, e noi così ci raccontiamo un po' le ricette dell'autunno che poi condivideremo con voi anche qui a Radio Chef. Gli orari li trovate anche tutti sul sito del Comune di Gorizia e sulle pagine dedicate proprio a Gusti di Frontiera. Comunque continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social, se avete qualche domanda magari scopriamo qualche curiosità insieme già a partire da questa prima giornata, e poi continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram, nelle storie vi porterò a scoprire qualcosina, magari cosa anche andiamo a degustare, e poi vi racconteremo tutto domani anche nella nostra puntata di Radio Chef, no Barbara? Assolutamente sì, infatti seguiteci perché anche domani sarà una ricca puntata come sempre, e sarà venerdì poi, quindi parleremo tanto di idee per il fine settimana e per la settimana che verrà. Seguiteci anche sul nostro sito radio.0.it per trovare tutte le ricette. Buon pranzo a tutti, grazie a Igor da Milano alla regia video, dove potete andare a rivedere anche la nostra diretta sul canale YouTube oltre che sui nostri social, e noi ci troviamo domani mattina. Domani a Radio Chef. Buon gusto a tutti. Oppure a Gusti di Frontiera. Oppure a Gusti di Frontiera. Ciao a tutti.